Bene, buongiorno a tutti, vi do il benvenuto e do il benvenuto soprattutto al docente di quest'oggi, che è il dottor Mattia De Bei. Lo ringrazio per averci dato la disponibilità a trattare un tema di cui è molto competente, ovvero i minori stranieri non accompagnati accolti nelle comunità d'accoglienza. Gli abbiamo chiesto di restituirci uno sguardo d'insieme, ovvero di effettuare anche una valutazione di sistema, insomma, a che punto siamo oggi rispetto all'accoglienza di minori, quali sono state le esperienze più recenti, anche in termini di progettazione, e quali possono essere gli orientamenti futuri. Il dottor De Bei è presidente della cooperativa sociale REM di Chioggia ed è membro del consiglio esecutivo del CNCA Veneto. È educatore e progettista sociale, dal 2006 si occupa di marginalità minorile e adulta, responsabile di una comunità di accoglienza per minori. Nel 2017 è referente per il Veneto del progetto Terreferme, che è mirato all'affido familiare di minorenni migranti soli, mentre dal 2019 è coordinatore regionale del progetto ANA, che si occupa appunto di accoglienza e di affido di minori stranieri e che vede anche il coinvolgimento di 7 regioni a livello nazionale. Lo ringrazio ancora, gli lascio la parola. Come sapete il nostro format prevede circa un'ora di intervento e l'ultima mezz'ora di approfondimento e dibattito. A te la parola, Mattia. Bene, grazie anche della presentazione, Matteo. Saluto, do il benvenuto a tutti, a tutte, e vi ringrazio insomma della possibilità di confrontarmi con voi su questa tematica che è sempre molto di attualità e rappresenta un fenomeno, direi, anche complesso dentro un fenomeno più ampio delle migrazioni e soprattutto in continua migrazione, direi, perché cambia continuamente nel tempo, ecco. Allora, sì, Matteo mi ha presentato e lo ringrazio. Aggiungo appunto che per specificare, io ho vissuto l'esperienza dentro una comunità di accoglienza per minori di tipo familiare, per cui anche tra le altre cose ho potuto direttamente, ecco, testare l'accoglienza di ragazzi e ragazze provenienti da altri paesi. Faccio partire delle slide, se siete d'accordo, siamo abituati ormai alla formazione online, agli incontri online, rilancio la proposta comunque di anche interrompermi nel caso in cui abbiate delle richieste, delle richieste di approfondimento, delle domande, ecco. C'è un momento di dibattito poi successivo, ma non abbiate problemi nel eventualmente interrompere. Preferisco così una modalità che è molto più simile a quella in presenza, ecco. Lancio le mie slide. Allora, quello che cercherò di fare è un po' di tracciare un po' un filo logico attorno ai minori stranieri non accompagnato oggi, a questo fenomeno che a partire un po' da chi è il minore straniero. E so che tra di voi io non conosco bene le vostre esperienze, le vostre competenze, per cui potrei dire cose che potrebbero sembrare anche banali per alcuni, per altri magari potrebbe essere di approfondimento. Cercherò di tracciare una linea un po' generale, ecco, poi eventualmente possiamo anche approfondire alcune cose se può essere utile. Partiamo dal minore straniero non accompagnato. Come dicevo è, diciamo, un fenomeno molto importante in Italia, in particolare soprattutto nell'ultimo decennio. Parliamo sostanzialmente di quei ragazzi e quelle ragazze, poi capiremo perché dico ragazzi e ragazze, anziché bambini o bambine, che si trovano qui in Italia senza una figura di riferimento di carattere genitoriale. È un fenomeno appunto che è in continua definizione, ridefinizione. Basta pensare... Un attimo solo, scusa. C'è adesso un microfono aperto. Scusate, c'è un microfono aperto, chiedo di disattivare l'audio. Eccoci. Dicevo che appunto
questo fenomeno che è in continua modificazione. Basti pensare a quanto sta succedendo da marzo in poi con tutto quello che riguarda l'emergenza ucraina, e dunque che ha toccato fortemente, poi lo vedremo, anche questa tematica della migrazione dei minori stranieri. Ecco, ho pensato nel fare percorrere questo filo logico, diciamo, questa mattina, di indicarvi via via una serie di strumenti che secondo me sono, per quanto riguarda quello che è la mia esperienza, sono strumenti utili, ecco, nella cassetta, una ipotetica cassetta degli attrezzi per gli operatori che lavorano in comunità, oppure per operatori che lavorano in servizi di tutela o altre tipologie di servizi, ecco. Quindi di volta in volta mi permetto di indicarvi, ecco, una serie di strumenti, documenti che potrebbe essere utile, se non li conoscete, reperire. Partiamo un attimo da vedere un po', aggiornarci sullo scenario attuale. E partiamo dai primi due riferimenti. Ecco, questi due link che ho riportato qui, sicuramente magari conoscete questi documenti, ma sappiamo che esiste una repository di report prodotti dal Ministero riguardo i minori stranieri non accompagnati. A sinistra, se cercate con chiave di ricerca dati MSNA, troverete sicuramente questa pagina che porta poi alla lista di tutti quelli che sono i report mensili che sono aggiornati attualmente al 30 aprile del 2022, ma se avete voglia e può essere utile, potete risalire anche a tutti i report degli anni precedenti. Ogni 6 mesi poi sulla destra vengono prodotti dei report riassuntivi che sono davvero molto interessanti. C'è un altro microfono. Anche questo questa pagina è facilmente reperibile. Ribadisco che per un operatore che anche lavora sul campo e dunque è abituato a lavorare sulla relazione con i ragazzi, con le ragazze, è comunque ritengo sia fondamentale comunque avere un'idea chiara dello scenario, che parte anche appunto dai dati. Per cui guardiamo un attimo qual è la situazione attuale. Innanzitutto sono più di 14.000 ad oggi, cioè ad oggi è il 30 aprile 2022, le presenze dei minori stranieri non accompagnati. Allora, la prima cosa interessante è vedere un po' come si sta evolvendo questo fenomeno negli ultimi anni, e se guardiamo così, facciamo un tuffo indietro rispetto al 2019, vediamo che addirittura c'è un raddoppio del numero di minori stranieri presenti in Italia, a indicare proprio una notevole variazione. Se poi avessimo i dati, e lo possiamo fare appunto con i report di cui vi parlavo prima, se potessimo andare indietro ancora, vedremo che nel 2016 c'erano molti più minori stranieri, eravamo a circa 17.000, nel 2017 addirittura siamo arrivati a punti di 18.000, per poi calare e poi ricrescere in questo periodo qui. Tutto questo per dire che è importante anche conoscere un po' la situazione normativa, per esempio, riguardo ai minori stranieri, che ha fortemente inciso, diciamo, sugli arrivi in Italia dei minorenni migranti soli. C'è anche da dire che, se vedete, appunto, oggi sono 14.000, dunque in 4 mesi rispetto al 31-12 c'è stato un aumento davvero, davvero molto forte, di circa 2.000 presenze, e questo è chiaramente legato all'arrivo dei minori stranieri ucraini. È un piccolo fenomeno dentro il fenomeno più ampio. Adesso vediamo alcune specificazioni rispetto a questo. Per cui diciamo che tutto il report, l'ultimo report aggiornato ad aprile 2004, è un po', tra virgolette, falsato, ecco, da questo dato rispetto ai minori ucraini. O meglio, ci dà un'immagine attuale, ma non ci permette di vedere un po' il trend, almeno nell'ultimo anno, ecco, di cosa è successo in Italia. Vedete qui che rispetto al genere, notoriamente, insomma, è un fenomeno che riguarda per lo più il genere maschile. Qui si parla di 83%, se però andiamo al termine del 2021, vediamo che questa suddivisione è molto più marcata. 2,7% la presenza di femmine minori straniere non accompagnate. Sempre tutto questo, questa differenza legata appunto all'arrivo degli ucraini, che invece è molto più, ha una connotazione decisamente diversa. Se guardiamo un po' rispetto alle fasce d'età,
e vediamo subito che appunto anche qui possiamo dire per certo che il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati riguarda per lo più ragazzi in avvicinamento alla maggiore età, per cui 17 anni, 16 anni, questa è un po' la fascia principale. Questo dato ancora una volta, lo ribadisco, insomma, è legato alla presenza di ucraini, che è molto invece più distribuita per fascia d'età. Il dato 2021, 31/12/2021, infatti, riporta una percentuale molto più alta di sedicenni e diciassettenni. Per cui ecco, lo dico solo per così, come elemento e strumento per saper leggere un po' anche i dati che potete reperire pubblicamente. Questo è un po' un grafico che ci mostra la distribuzione rispetto alle provenienze. Come vediamo, ci sono circa più di 3.900 minori stranieri ucraini, che è davvero un dato importante, uno dei più importanti negli ultimi anni rispetto alla migrazione di minori stranieri e possiamo dire rispetto alla migrazione in generale. Di fatto è bene anche però soffermarsi almeno sulle prime 4 nazionalità di provenienza, esclusa l'Ucraina, che sono Egitto, Bangladesh, Albania e Tunisia. E qui vedremo poi come è importante, anche interessante, anche studiare come questi arrivi, queste nazionalità, l'evoluzione nel tempo, ecco, degli arrivi che ci sono connessi sempre a dei fenomeni, ecco, dei fenomeni che è importante spesso analizzare. Ecco, se prendiamo la mappa, diciamo teniamo un po' in parte in questo momento la migrazione ucraina. La mappa, questa mappa mondiale ci rappresenta con dei colori diversi, più scuri, laddove c'è una percentuale maggiore di minori stranieri provenienti da quella zona. Qui vediamo appunto l'Egitto, la Tunisia, il Bangladesh, l'Albania. Riporto la mappa perché credo che un altro strumento importante per l'operatore sia conoscere o comunque approfondire, ecco, anche il tracciato le rotte, le provenienze, i viaggi che questi ragazzi compiono, che spesso rimangono un po' celati. Quando ragazzi in comunità sappiamo che non sempre hanno voglia, hanno possibilità di raccontare parti di vissuti che sono spesso anche traumatici rispetto al viaggio. Però è importante, secondo me, per l'operatore prepararsi rispetto a tutta una serie di conoscenze che riguardano le culture di origine, le rotte possibili, le motivazioni al viaggio, sono elementi che ti aiutano poi a entrare poi anche nei percorsi di accompagnamento con i ragazzi e le ragazze. Ecco, dicevo prima che, scusate, questo grafico ci permette un po' di vedere, e restiamo magari sulle prime 4 nazionalità, esclusa l'Ucraina, di vedere un po' come si è evoluta nel tempo, almeno negli ultimi 3 anni, l'arrivo di questi ragazzi. In particolare prendiamo ad esempio l'Albania, che è uno delle nazionalità storicamente più presenti in Italia per quanto riguarda i minori stranieri, ma non solo, anche per quanto riguarda gli adulti. In particolare nel Veneto, so che oggi siamo per la maggioranza veneti, ma non solo, per cui ogni tanto mi permetterò di fare degli affondi un po' più specifici rispetto alla situazione Veneto. In Veneto, se potessimo vedere dei dati precisi, scopriremo che c'è una grandissima percentuale di minorenni albanesi, ma questo vale anche per un po' per le regioni del nord, lo vedremo poi. E vedete che per esempio per l'Albania al 31 dicembre 2019 c'erano circa 1600 presenze, decisamente calate poi negli anni successivi, al contrario delle altre prime 3 nazionalità, Bangladesh, Egitto, Tunisia, dove c'è un aumento progressivo molto forte. Per quanto riguarda l'Albania, questo dato poi dei 1600 al 2019 è costante anche per gli anni precedenti. In questo caso ha inciso molto la situazione sicuramente legata alla pandemia, e poi c'è stato anche un evento catastrofico, il terremoto, se ricorderete, in Albania, che ha un po' messo in difficoltà la popolazione e dunque fermato anche quello che è il flusso di ragazzi e di ragazze. Questo appunto anche qui per dare degli elementi e per ribadire il concetto che sembra importante poi approfondire i dati, al di là appunto
di quello che è il dato attuale, ma provare a cercare un po' il fenomeno, ecco, conoscere, approfondire il fenomeno. Ecco, questo è anche un altro dato interessante rispetto a dove sono i minori stranieri oggi in Italia. Anche qui con i colori più scuri sono identificate le regioni dove maggiormente sono presenti i ragazzi, e come vedete la Lombardia e la Sicilia sono le 2 regioni di punta. È anche vero appunto che se diamo un'occhiata alla situazione pre-Ucraina, ecco che è la Sicilia la regione dove si riscontra la maggiore presenza di ragazzi, per cui la situazione ucraina ha un po' falsato e modificato questi dati. Come vedete siamo addirittura quasi ecco, siamo quasi al 30% delle presenti in Sicilia. Questa mappa ci fa anche già un po' intuire quelle che sono le caratteristiche poi delle rotte principali che interessano i ragazzi. Come vediamo qui, appunto faccio un affondo sul Veneto, i numeri sono abbastanza ridotti, siamo a 302 al 31/12/2021, cresciuti a circa 600 con l'Ucraina. Ecco. E dunque arriviamo un po' a dirci anche questo, cioè l'importanza, e lo metto qui come uno strumento, quello di approfondire i percorsi, le rotte migratorie dei ragazzi, che spesso sono connesse, ma non necessariamente, spesso sono connesse ai percorsi degli adulti. Per cui in Italia sicuramente conoscere la rotta migratoria centrale attraverso Libia, Tunisia eventualmente, verso le coste della Sicilia principalmente, è probabilmente la rotta più, anche nell'immaginario collettivo, quella più conosciuta, legata ai barconi, agli sbarchi, dove spesso i ragazzi e le ragazze sono assieme agli adulti. È anche la rotta sicuramente forse più economica per chi la affronta, ma sicuramente una di quelle più rischiosa. Ecco, questo ormai lo sappiamo. Come vedete la rotta occidentale attraverso le roccaforti spagnole in Africa, Ceuta e Melilla, qui in realtà questa rotta interessa meno l'Italia. Io ho avuto la fortuna tempo fa di visitare proprio per un incontro formativo a Ceuta e di vedere con i miei occhi le barriere costruite in quell'occasione e le storie di tanti migranti che attraversavano il muro per arrivare in Europa, perché Ceuta comunque e Melilla sono 2 città europee dentro l'Africa. La rotta orientale è quella attraverso la Grecia sostanzialmente, che porta poi nelle coste calabresi e pugliesi tanti migranti, e la ultranota rotta balcanica, che ancora spesso è agli onori delle cronache, soprattutto nel periodo invernale dove le condizioni di migrazione sono davvero complesse e difficili per le persone, anche minorenni, che le affrontano, e per le tante situazioni di respingimenti, delle barriere costruite negli anni e le violenze subite spesso dai migranti nell'attraversamento delle frontiere, solo per il fatto di essere migranti. Ecco qui, giusto per condividere una testimonianza di un ragazzo che era arrivato in una delle comunità di accoglienza che ho avuto modo di conoscere, in cui questo ragazzo era riuscito a raccontare poi la sua esperienza. Ci parlava di questo ragazzo del Kosovo, per cui rotta balcanica, drammatica e molto intensa, ecco, sentire raccontare questa storia a suo tempo, e aveva anche prodotto un video che adesso per condividere vi mostro, un brevissimo video con delle foto che dà proprio evidenza di cosa significa poi, al di là delle parole, vivere per strada lungo la rotta balcanica. Që stymin në cigare spre goje, halamre në aksaloje, ullu pash me mu ma shqipe, jetën pak analizoje, jeta që ka fshtirë, thojnë, jeta s'pas kam shirë. Jeta s'pas kam shirë, po na merë moshën ma t'mirë. Dahet djali prej nanës, po i than lam të mirë.
Ndahet djali prej babës edhe pse s'ka dëshirë. Jam hala me sy drejt qiellit si I fundit I shoqnisë. Shokët prap I gjeta po s'janë shokët e fëmijërisë. Ku është dritani zot, ku është afrimi? U tretën dhe, e la mrapa gjithë idhnimin. Thojnë se njeriu kur lind e nis vrapin drejt vdekje. Se di pse vrapun shpejt, shok s'janë nin shije njetës. I mërzitur në vetëmi. A ka zot të më shpëtoj, më kam burgosur në Greqi. U nisa nga Shqipëria në Greqi për të punuar. Rrugës kapi policia, më karare masakruar. Asgjë nuk më hova, e pranova gabimin. Nga gjykata greke, u mora dënimin. A më nëna ime, më ato të shoh. Se më kam burgosur në burg ngordalo. Më kam futur në një dhomë që nuk shoh as natë as ditë. Rinde qoshe si gufon, kam nevojë të shoh pak dritë. Javë dhe muaj, vite I vetmuar, nata e rësirë, dhe sytë mu kam verbuar. Ullur me një qoshe, duke pje cigare, shumë më kam armalli, për tokat shqiptare. Ecco, no? Appunto come sa sicuramente chi lavora in comunità, il tema del ricostruire un po' I vissuti non è sempre facile con I ragazzi. In questo caso questo ragazzo proprio aveva voluto scrivere una canzone e rappresentarla con un video, per cui è stato un lavoro di rielaborazione complesso. Ecco, ritorniamo un attimo ai dati. Qui appunto un affondo sul Veneto, non ci sono dati molto attuali rispetto a questo, ma sostanzialmente è giusto per dire che se poi diamo uno sguardo a come sono distribuiti I minori stranieri nelle province Veneto, vediamo che c'è una concentrazione particolare a Venezia, Padova e Verona. Questo è un dato del 2021, ma in realtà se guardassimo il dato attuale più o meno ricalcherebbe questa suddivisione. Ho pensato visto che prima appunto citavamo un po' le prime 4 nazionalità di ragazzi presenti, esclusi l'Ucraina, di fare degli affondi giusto per usare questa diciamo, anche metodologia di ricerca rispetto a davvero ogni nazionalità, a partire da culture, viaggi, rotte, caratteristiche specifiche, perché mi sento di dire che credo sia uno strumento importante, quello di partire un po' dal studiare, approfondire le caratteristiche specifiche di quel minore e di quella nazionalità in particolare. Io ho avuto la fortuna qualche anno fa di andare in Albania per partecipare a un progetto insomma, di formazione ai minori stranieri albanesi, scusate, nelle scuole, proprio per parlare dei loro vissuti rispetto all'idea, ai desideri della migrazione. E mi sono reso conto di quanto importante sia approfondire tutti questi aspetti alla base delle loro migrazioni. Dunque non è sufficiente accogliere in comunità e accompagnare magari in percorsi virtuosi anche di integrazione, ma è importante conoscere bene le motivazioni, le caratteristiche che ci aiutano poi a costruire anche il futuro, anche dopo 18 dei ragazzi. E in particolare ho avuto modo di approfondire ad esempio come I ragazzi arrivano in Italia e non c'è solo la rotta balcanica, non c'è solo l'accompagnamento tramite mezzi spesso mediati da qualche parente, no? E sappiamo che dall'Albania dal 2010 si può entrare senza un visto nell'area Schengen e rimanere fino a un massimo di 3 mesi. Spesso parenti accompagnano I ragazzi in Italia, poi lasciano I ragazzi, se lo sappiamo benissimo, insomma, li lasciano nella questura e da lì scatta un po' la presa in carico del sistema italiano. Ma è anche vero che ci sono anche molti arrivi con le navi o addirittura anche con l'aereo, ecco, per cui ci sono davvero diverse modalità con cui oggi I ragazzi arrivano. Abbiamo appunto nell'immaginario collettivo l'idea quando parliamo di migrazione, del barcone, ecco, ma in realtà la cosa è molto, molto più complessa. Per cui questo è un primo strumento che mi sento di dire di lasciare un po' agli operatori delle comunità di cercare di approfondire, ecco. E qui per esempio un'altra cosa che ho potuto vivere in Albania è la conoscenza di diversi territori. Queste sono le principali città da cui statisticamente insomma, arrivano I ragazzi.
ed è molto diverso capire la migrazione che arriva da paesi rurali anziché montani. È importante a volte conoscere anche le caratteristiche socio-economiche di quei paesi e culturali, anche per capire poi i percorsi che poi i ragazzi fanno. Alcuni finiscono in reti devianti, ad esempio in Italia ci sono delle motivazioni legate alle connessioni, diciamo, con le reti di connazionali presenti in Italia, oppure entrano in reti di inserimento lavorativo in Italia, proprio legati a una storia anche di migrazione adulta. E appunto qui, ecco qui questa mappa, nel caso dell'Albania, che ripeto uso come caso paradigmatico, ecco, per capire una modalità che può essere applicata anche, modalità di approfondimento che può essere applicata anche ad altre nazionalità. E queste sono i colori indicano, diciamo, le regioni dove sono maggiormente presenti minori stranieri albanesi. Vedete che Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, ma anche Veneto, ecco, tra le regioni del nord. In realtà è interessante dare un'occhiata a come è presente in Italia, ad esempio, la comunità adulta albanese. Questo report che ho riportato qui è uno dei report, dei tanti report che sono presenti nel sito del Ministero del Lavoro. Cliccando su questo link, ve lo mostro così per conoscenza, se già non lo conoscete, sono presenti tutta una serie di report rispetto alle principali comunità presenti in Italia. Ve lo dico come strumento perché è interessante davvero conoscere come sono distribuiti le caratteristiche delle migrazioni anche di adulti, delle comunità presenti magari da molto tempo in Italia, come sono strutturate, che tipo di caratteristiche socio-economiche. Infatti nel caso dell'Albania, se andassimo a vedere il report, potremmo scoprire tante cose interessanti. Per esempio, innanzitutto che è la seconda comunità presente in Italia, extracomunitaria, dopo il Marocco. Per cui c'è una storia davvero di migrazione adulta albanese. E un altro dato interessante, ecco, questa qui è una mappa che ci dice dove sono gli albanesi attualmente in Italia, che un po', come vedete, ricalca quella che è la presenza anche dei minorenni. Un altro dato interessante è la dimensione socio-lavorativa e vediamo che ci sono addirittura quasi 35.000 imprese individuali albanesi, di cui quasi il 70% sono imprese edili. Questo dato, che sembra irrilevante, ma ci fa capire un po' qual è la rete anche socio-lavorativa degli albanesi e quali sono i percorsi ipoteticamente anche migratori dei ragazzi che arrivano in Italia, che magari hanno già delle reti presenti nei territori e già delle prospettive anche di inserimento lavorativo. Ecco, questo è semplicemente un esempio di analisi possibile, ecco, per poter spiegare poi le motivazioni al viaggio. Questa per esempio è la distribuzione delle imprese individuali di titolarità albanese. Molto spesso i ragazzi dopo 18 veniamo a conoscenza di spostamenti in determinate regioni che spesso sono legate appunto a anche queste motivazioni. Altro strumento da mettere nella nostra cassetta degli attrezzi. Ecco, ripeto, in quella pagina potete trovare un po' anche dati rispetto alle altre comunità principali presenti in Italia. Tanto per fare degli affondi sulle altre nazionalità più importanti, l'Egitto. Ecco, noi, come diceva Matteo prima, io sto seguendo il progetto Terreferme, che è un progetto sull'affido familiare dei minori stranieri dal 2017 e abbiamo notato subito una grande presenza percentuale di ragazzi egiziani arrivati in Italia. E, per esempio, sempre dagli stessi report che prima citavo, giusto per dare alcuni dati, si nota che l'Egitto è un paese ad alta crescita demografica, ma anche con un alto tasso di disoccupazione e in particolare di lavoro minorile, specie da tutte le aree rurali. C'è un forte mercato dunque rispetto ai servizi all'immigrazione irregolare, e si paga circa $3.500 per arrivare in Italia. E se pensiamo alle rotte, molti passano direttamente attraverso la Libia per poi arrivare con i barconi nelle coste siciliane.
Motivazioni sono prettamente dunque di tipo economiche. Interessante questo dato, cioè la percezione dei ragazzi della fascia 14-17 anni, soprattutto maschi, parliamo di maschi, come di chi deve procurare il pane a casa. Questo dato che ho letto in questo report, ma che ho vissuto anche proprio ascoltando le testimonianze di diversi ragazzi egiziani, è davvero reale. È uno dei paesi in Egitto dove c'è un altissimo numero di rimesse di soldi che vengono poi trasferiti nel paese di origine dai migranti presenti qui. E questo vale nel piccolo anche per i minori stranieri. Ricordo la storia di due gemelli arrivati qui in Italia e presi in affido in una famiglia appunto all'interno del progetto Terraferme, che appena ricevuto la mancetta, diciamo, familiare, spesso senza dir nulla ci si è accorti che la spedivano alla famiglia di origine, giusto per spiegarvi un po' questo vissuto anche dei ragazzi che partono con un chiaro mandato familiare, come di chi emigra per poi portare a casa delle risorse, ecco, nel paese di origine. L'ultimo fondo sul Bangladesh, perché è davvero forse un fenomeno tra i più importanti attualmente che riguarda le migrazioni sia adulte che di minori. La migrazione dei minorenni ricalca un po' quella degli adulti, per cui la segue. E qui per esempio, se vado ad approfondire la storia del Bangladesh, la storia migratoria, vediamo che le motivazioni sono davvero di vario tipo, sia di tipo economiche, per tutta questa insomma, condizioni anche di sfruttamento spesso di molte persone nel paese di origine e i debiti contratti, ma anche per questioni legate a persecuzioni, dunque motivazioni più di carattere politico o climatico. Sono zone molto connesse a fenomeni anche catastrofici. Attualmente i dati delle UNHCR ci dicono che le vie dei bangladesi per arrivare in Italia in particolare, questa mappa qui è un po' forse datata perché la rotta attraverso la Russia forse va assolutamente rivista, dopo anche i fenomeni recenti, ma soprattutto la rotta centrale è quella più interessata, vedete, con numeri sicuramente più importanti rispetto alla rotta orientale e la rotta balcanica. C'è da dire che molti bengalesi arrivano attraverso la Libia perché comunque la Libia è stato terreno lavorativo, di inserimento lavorativo per molti bangladesi nella storia, ecco, per cui ancora molti arrivano tramite quel canale. Ecco, solo alcuni flash così più che altro per lanciare ancora il messaggio di approfondire un po' la questione delle motivazioni al viaggio, ogni volta che si lavora con dei ragazzi e ragazze stranieri non accompagnati. Poi c'è la questione appunto dell'Ucraina e qui è un fenomeno molto recente per cui ancora non abbiamo abbastanza dati di sicuro. Avete visto prima appunto parliamo di quasi 4.000 minori stranieri presenti in Italia, uno dei dati veramente più importanti degli ultimi anni. E da dire anche qui come strumento è che il Ministero dell'Interno ha promosso un piano specifico per i minori stranieri provenienti dall'Ucraina, che da una parte non fa altro che riprodurre quelle che sono un po' le normative, le linee guida che riguardano i minori stranieri. Lo potete trovare appunto questo link, ma semplicemente facendo una ricerca sul sito del Ministero. E in particolare l'addendum specifica anche un po' quella che è una situazione particolare che riguarda una serie di associazioni che hanno accompagnato in Italia molti minori stranieri, magari ospiti di orfanatrofi, diciamo tra virgolette, insomma istituzioni presenti in Ucraina. È una situazione inedita, diciamo, per l'Italia, che ha dovuto anche porre nel centro della riflessione, ecco, una modalità anche nuova di affrontare questa tematica, che ancora è in divenire. Di sicuro si apre la questione del tutoraggio, che poi diciamo, faremo poi uno specifico affondo, ecco, sulla figura del tutore legale volontario rispetto ai minorenni, che però comunque anche in questo caso è fondamentale, ecco, anche per i minori stranieri non accompagnati dell'Ucraina è necessario riparlare della figura del tutore legale.
Ecco, un velocissimo affondo su quello che è il panorama normativo che interessa i minori stranieri non accompagnati, senza entrare assolutamente nel dettaglio perché non c'è né tempo né la possibilità. Di sicuro bisogna dire che ci sono sostanzialmente diversi caposaldi da tenere in considerazione. In primis, sicuramente il minore straniero non accompagnato in Italia è, prima di essere straniero, è un minorenne, per cui soggetto a tutto quello che è la normativa di tutela e protezione dei minorenni, che parte poi dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Convenzione di New York, ratificata poi dall'Italia, e tutto il piano dei diritti che poi si porta con sé. Dall'altra parte tutta la normativa, per esempio, che riguarda la tutela e la protezione dei minori che si trovano senza una famiglia di riferimento o comunque con una famiglia non in grado di assolvere il proprio compito genitoriale. Dunque la legge 184 dell'83 che riguarda l'adozione, l'affido, sono comunque leggi di riferimento. Ecco, però se dovessi mettere nella cassetta degli attrezzi una legge assolutamente da conoscere, da studiare per chiunque si occupi di minori stranieri, è ovviamente la legge 47 del 2017. A volte conosciuta anche come legge Zampa dal nome del primo, insomma, da Zampa che ha promosso questa legge, primo firmatario. La legge 47 è una legge quadro, diciamo, sul tema dei minori stranieri, non ancora attuata, spesso si dice, insomma, propone tutta una serie di punti che è interessante comunque, riassume in un'unica legge una serie di punti importanti. Se dovessimo riassumere in 5 punti, in primis viene definito un sistema organico e specifico che riguarda l'accoglienza dei minori stranieri, a partire dal divieto di respingimento alla frontiera e di espulsione. Un'altra cosa, ad esempio, che introduce è un periodo di prima accoglienza, e poi lo approfondiremo, che è di 30 giorni anziché di 60 come precedentemente. Descrive poi la seconda accoglienza nel circuito SAI o nell'affido familiare. Ho messo in rosso alcune specificazioni che poi magari possiamo approfondire. Definisce standard omogenei per l'accertamento dell'età, per l'identificazione. Per quanto riguarda la protezione dell'interesse del minore, parla molto introduce la figura del tutore legale volontario, che è una figura fondamentale, che deve collaborare con le comunità. Tutto quello che riguarda i permessi di soggiorno e i ricongiungimenti familiari. Il diritto alla salute e all'istruzione, tutti insomma i diritti che dalla CRC poi a cascata arrivano poi nella normativa italiana. E il diritto all'ascolto in tutti i procedimenti amministrativi, giudiziari, assistenza legale. Tutto a partire da quel principio di superiore interesse del minore, appunto della CRC. Ecco, un flash sul tutore legale volontario, che spesso è una figura che è sempre presente, si spera, quando c'è un minore straniero non accompagnato, ma con cui non sempre chi lavora in comunità ha a che fare direttamente, ma è un soggetto sicuramente da rimanere agganciato a quello che è il lavoro della comunità. È una figura che ha un ruolo fondamentale. A fianco appunto a tutto questi sono alcuni dei soggetti della rete che si costruisce attorno ai progetti sui minori stranieri non accompagnati. La tutela legale, che non nasce con la legge 47, ovviamente, è qualcosa che deriva sicuramente dal codice civile, che però viene rinforzato. In Veneto in particolare, un piccolo affondo, questa figura è stata introdotta molto storicamente, negli anni 80 addirittura, con la figura anche del pubblico tutore dei minori, oggi si chiama garante dei diritti della persona, una figura regionale di riferimento per tutto quello che riguarda il tema della tutela legale. Che cosa fa il tutore legale? Svolge compiti di rappresentanza legale. Ovviamente il minore straniero non ha un genitore presente nel territorio, per cui chi persegue il riconoscimento dei diritti della persona è proprio il tutore legale volontario, che accompagna poi tutte quelle che sono le procedure, le firme necessarie nel processo di identificazione, permesso di soggiorno, eventuale rimpatrio assistito, eccetera, eccetera. Ha anche un compito assieme alle comunità di
è diciamo, una figura che vigila sui percorsi, promuove il benessere psicofisico della persona, collabora con tutti i soggetti per far sì che si proceda, ecco, verso un percorso davvero di integrazione e educazione che tenga conto dell'ascolto soprattutto del minore, ecco, nel suo superiore interesse. La nomina del tutore avviene grazie al Tribunale per i minorenni, secondo anche quanto introdotto dalla legge Zampa. Nel caso specifico, lo metto anche qui come strumento, ecco, se vi può interessare approfondire, nel caso specifico del Veneto esiste un protocollo d'intesa che a mio parere è molto avanzato rispetto al panorama italiano, di collaborazione tra il Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia e il Garante dei diritti della persona, che mette insieme un po' tutto quello che è la formazione dei potenziali tutori, la cura, l'accompagnamento e l'abbinamento per arrivare alla nomina poi da parte del Tribunale. Vi consiglio di andare a vedere. Ecco. Diamo uno sguardo veloce anche a quello che è il sistema di accoglienza vero e proprio previsto dalla normativa e quello che poi in realtà è l'effettivo sistema di accoglienza. Allora, innanzitutto il minore straniero, in quanto minorenne, secondo l'articolo 403 del Codice Civile, deve essere collocato in luogo sicuro. Due caposaldi, considerazioni caposaldi. Il primo è che i minori stranieri sono titolari dei diritti di essere protetti come tutti i minorenni italiani. E dunque l'altro aspetto è che sono considerati soggetti vulnerabili, per cui appunto rientrano in tutto quello che è la collocazione del sistema di protezione. Altro caposaldo è quello di cui citavamo prima, insomma il superiore interesse del minore, che deriva dalla Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e che è un principio base da ricordare sempre ogni qualvolta c'è una procedura che riguarda l'interesse ai minori. E uno dei concetti cardini poi legato a questo è il tema dell'ascolto. Il minore va ascoltato in tutte le fasi del sistema di accoglienza. Sistema di accoglienza che poi, se vi interessa approfondire, ecco, consiglio questo Vademecum. Qui c'è davvero tanta letteratura, ma qui indico un po' la letteratura quella di tipo pubblico, di tipo ufficiale. Questo Vademecum che trovate facilmente in rete, che descrive un po' tutto quello che è il panorama dell'accoglienza in Italia. Giusto per fare una fonda, ecco, su effettivamente come funziona l'accoglienza, distinguiamo tutto quello che è la prima accoglienza, che se ricordiamo, come dicevo prima, dalla legge 47 ci dice che dovrebbe teoricamente riguardare i primi 30 giorni. Dove avviene la prima accoglienza? Avviene in strutture governative definite appunto di prima accoglienza, finanziate dal FAMI. Sono pochi posti in realtà, sono 275 posti, soprattutto nelle regioni Sicilia e più in Molise. Ecco. Laddove non è possibile avere una struttura di questo tipo, esistono strutture temporanee che le prefetture attivano, i cosiddetti CAS, centri di accoglienza straordinaria per minori, che in realtà, faccio una parentesi, in Veneto non è un sistema molto, molto presente. Possono essere strutture accreditate come prima accoglienza a livello regionale e comunale, oppure strutture attivate ancora dalla prefettura a carattere emergenziale e provvisorio. Cosa succede nella prima accoglienza? Molto velocemente, tutto quello che è la parte dell'identificazione e delle procedure di primo inserimento, per cui la registrazione nel sistema informativo minori, che è un sistema, un database, diciamo, istituito dallo Stato, ecco, dal Ministero, per tenere traccia di tutti quelli che sono i percorsi dei ragazzi. E la richiesta di apertura di una tutela legale e volontaria, per arrivare poi, senza approfondire, al codice STP, tutte quelle che sono le questioni sociosanitarie e l'avvio delle procedure per il permesso di soggiorno. Poi magari anche qui vediamo alcuni dettagli. L'altro aspetto riguarda l'accertamento dell'età, che è una cosa di cui spesso si parla, accertamento dell'età che avviene ovviamente tramite l'analisi dei documenti, ma laddove non siano presenti dei documenti o rimangano dei fondati dubbi sull'età del minore, è prevista una procedura che è sempre molto delicata e viene condotta da un'equipe multidisciplinare dove c'è il pediatra, c'è lo psicologo, il mediatore culturale,
dove ha un ruolo molto importante il tutore, di coinvolgimento, di rassicurazione per il minore e anche di spiegazione di che si va a fare, che così, giusto per 3 flash, viene condotto solitamente in 3 fasi. C'è una parte di colloquio sociale dove si ascolta il minore, si cerca di ricostruire un po' sulla sua storia, la biografia, soprattutto i bisogni del progetto migratorio. C'è una parte di valutazione psicologica che va un po' e neuropsichiatrica, che va a valutare un po' il grado di maturazione psichica del ragazzo e della ragazza. E eventualmente c'è una parte di visita pediatrica auxologica, ovviamente nel rispetto del minore stesso, che va un po' a valutare il grado di maturazione fisica o sessuale della persona. E in estrema ratio anche l'esame radiologico, la valutazione dell'età ossea. Infine, nella prima accoglienza, insomma, ovviamente c'è tutta la parte dell'informazione sui diritti di cui il minore è titolare. E se qui riporto una carrellata dei diritti dei ragazzi e delle ragazze, è importante comunque ribadire questo, cioè che i minori stranieri non accompagnati godono degli stessi diritti in materia di protezione dei minori italiani e comunitari. Questo è il punto fondamentale da tenere sempre bene in mente. Ecco. Dopo la prima accoglienza, la seconda accoglienza, oltre i 30 giorni, ovviamente questi sono dati assolutamente teorici, poi sappiamo benissimo che nella realtà le possibilità poi concrete sono diverse, dipendono spesso anche dalle caratteristiche delle nazionalità, per esempio, le caratteristiche dei minori. In ogni caso sono previste le strutture del sistema SAI, poi vedremo bene di cosa si tratta, Sistema Accoglienza e Integrazione, finanziate dal Fondo Nazionale per le Politiche e Servizi dell'Asilo. Esistono anche delle strutture di seconda accoglienza finanziate dal Fondo FAMI o altre strutture di seconda accoglienza che sono accreditate a livello regionale o comunale, che invece vengono finanziate da un fondo specifico che è il Fondo Nazionale per l'Accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati. E sembra un dato molto tecnico questo del finanziamento delle strutture, è in realtà importante conoscere anche come avviene quest'area, anche perché sul campo ci siamo accorti che come spesso i referenti pubblici non sono necessariamente a conoscenza poi dei canali di finanziamento dell'accoglienza. E spesso ci troviamo anche noi come terzo settore a dover accompagnare anche gli enti pubblici a conoscere, approfondire i percorsi di finanziamento. Uno sguardo sui dati, come si vede, anche qui la percentuale di strutture di seconda accoglienza è sicuramente più ampia rispetto a quelle delle strutture di prima accoglienza. C'è anche una quota del 4% che fa riferimento a accoglienza privata. Ecco, in questo caso parliamo dell'affido familiare. Ne parlerò anche dopo perché appunto mi occupo da un po' di tempo di questa tematica. Esiste la comunità, esiste anche la forma dell'affido familiare, che è sicuramente marginale rispetto a quella dell'accoglienza in comunità, ma è una risorsa che riteniamo essere molto importante per alcuni ragazzi. Ovviamente non per tutti, però per alcuni abbiamo verificato un po' anche l'efficacia dello strumento dell'affido familiare, se ben costruito, ben accompagnato. Un po' di storia dell'evoluzione, un po' di quello che è il SAI o il sistema di accoglienza italiana, che è partito come si chiamava Programma Nazionale Asilo nel 2001, la prima bozza, diciamo, di sistema unificato di accoglienza, che poi è diventato normativa con lo SPRAR, che molti di voi ricordano, insomma, come sigla, sistema che è stato strutturato, è stato scritto nero su bianco, è stato normato. E fra l'altro è nato anche il cosiddetto servizio centrale, che è questa struttura di coordinamento che prevede un po' l'informazione, la promozione, la consulenza agli enti locali per tutta la gestione dell'accoglienza. Il servizio centrale, che è in gestione ad ANCI, è uno strumento che anche questo credo da conoscere, perché spesso può essere di riferimento proprio per i nostri interlocutori anche pubblici di accompagnamento all'accoglienza.
Questo sistema nel 2018 ha cambiato nome, SIPRO-IMI, sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati. In questo caso c'è stato un restringimento normativo rispetto a quelli che sono i destinatari poi di questo sistema, riferiti ai soli appunto richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. Ad oggi, 2020, il sistema si è rinominato come SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, con la legge di attuazione 173 del 2020. Anche questa interessante leggerla per capire un po' le caratteristiche del sistema. Se guardiamo un po' come si è poi concretamente sviluppato in Italia, e dunque quali sono i posti per l'accoglienza di migranti sia adulti che minorenni, vediamo che la situazione è molto differenziata. Nel caso del Veneto, giusto per portare un dato particolare, vediamo che nel caso dei minori stranieri non accompagnati esistono 77 posti, e che sono davvero pochi rispetto al panorama, se date un'occhiata, al panorama italiano. Questo lo dice lunga sul fatto che il SAI è comunque un sistema ad adesione volontaria da parte degli enti locali. Nel caso del Veneto molto meno sviluppato rispetto ad altri sistemi. Dunque rimane il dato che in Veneto è molto più presente, diciamo, la comunità accreditata, la comunità per minori, come regolata un po' dalla legge 22 e che regola tutte le comunità in generale nel Veneto. Infatti, ecco, uno sguardo veneto ci dice che esistono 10 posti SAI per minori a Venezia, 30 a Padova, 27 a Verona e 10 a Bosco Chiesa Nuova. E con questo si riassume un po' l'immagine del panorama veneto. Comunque, per chi volesse approfondire l'altro strumento, se già non lo conoscete, vi consiglio di visitare il sito retesai.it, dove trovate, oltre che dati storici, anche un po' della situazione attuale, modalità per aderire, modalità di gestione. E molto velocemente, solo per dire che comunque nel tempo, se vedete dal 2014 al 2021, c'è stato un forte investimento statale sul SAI, SPRAR, SIPRO-IMI, SAI adesso, e siamo passati da 943 posti a 6.683 complessivi. Chiaramente anche qui questa è un po' la distribuzione a livello italiano, ci sono regioni che hanno investito molto di più rispetto ad altre, il Veneto in particolare che è ancora molto limitato rispetto ai posti SAI. Che non so i tempi, Matteo, avevo un po'... Ancora magari 5-10 minuti per poi lasciare spazio magari agli approfondimenti. Ok, dunque salto questa parte rispetto ai permessi di soggiorno, che è un po' più tecnica. Mi permetto solo di dire questo, ecco, per chi lavora in comunità e vuole approfondire, sicuramente la scelta dell'accompagnamento, diciamo, il percorso verso il permesso di soggiorno è cruciale per il futuro del minore, per cui va ben valutata la scelta di quale permesso di soggiorno per quale minore, ecco, perché questo ne determina poi anche la possibilità di rimanere in Italia dopo i 18 anni. Chi volesse approfondire, consiglio anche qui questo documento che è un ottimo strumento, anche se forse va aggiornato, prodotto da ASGI in collaborazione con il Servizio Centrale, a tutela dei minori stranieri non accompagnati. Vi dà un po' è un manuale giuridico per l'operatore. Salto questa parte per far prima. Parliamo un po' del sistema delle comunità. Questa è la comunità Impatto di Portoviro, una comunità che accoglie minori stranieri, ma non solo. Per dire un po' quali sono i caposaldi poi di quella che è l'accoglienza concreta poi dei ragazzi in comunità. Stante tutto quello che ci siamo detti finora, cioè la conoscenza necessaria prima dell'accoglienza in comunità, la conoscenza necessaria. Al centro c'è il progetto educativo individualizzato, di cui diciamo, la comunità è responsabile assieme al servizio sociale referente inviante, che sostanzialmente la comunità diventa, attorno a questo strumento del PEI, diventa innanzitutto un luogo di ascolto e di sostegno per il ragazzo e la ragazza, ma è anche un luogo dove si lavora sulla relazione, sulla creazione di reti utili per il suo futuro, a partire da quello che è l'ascolto del progetto migratorio.
che non è sempre di facile intercettazione, non è sempre palese, non è sempre noto, ma credo che l'operatore debba essere preparato con gli strumenti che ha a interpretare un po' quello che è il vissuto del ragazzo, della ragazza e indirizzare, poi accompagnare verso lo sgancio al termine dopo i 18, che spesso passa attraverso un percorso che riguarda la formazione anziché l'inserimento lavorativo. Come sappiamo, appunto, teniamo appunto presente il dato, parliamo di i ragazzi che sono presenti nelle comunità hanno un'età che va dai 16 ai 17 come media assolutamente statistica, che passa anche percorso di integrazione attraverso spesso attività di carattere sportivo legate al tempo libero. Insomma, ecco, il PEI è lo strumento che a partire da quello che è la situazione di partenza permette alla comunità di lavorare verso un percorso di integrazione reale nel territorio, di rete, e di accompagnamento verso il 18. Accompagnamento che non è solo di tipo educativo, è anche di tipo giuridico, cioè ecco perché ribadisco che è importante per l'operatore avere una minima conoscenza di quello che è il sistema normativo italiano, proprio per accompagnare al meglio anche nel complesso sistema giuridico che riguarda questi ragazzi. Una questione che spesso che è in fase di analisi anche tra di noi che viviamo un po' il tema delle comunità è se sia migliore la comunità dedicata ai minori stranieri anziché una comunità mista. Spesso ecco, una realtà che in Veneto, ad esempio, ma in tutta Italia credo è molto presente, spesso i minori stranieri sono ospitati in comunità non dedicate a loro, ma comunità accreditate per ospitalità di minorenni in generale, e c'è sempre questa discussione che viene portata avanti. Ecco, quello che ci sentiamo di dire è che questa distinzione forse può essere superata dal pensare piuttosto ai percorsi che possono accompagnare questi ragazzi. Per cui se è vero che c'è la comunità educativa, è vero anche che ci sono diverse tipologie di risposte che possono essere prese in considerazione non tanto come alternativa, ma all'interno di percorsi che nel tempo si sviluppano. Una forma appunto quella della comunità familiare, che è una particolare comunità educativa dove è presente anche una famiglia che magari è più adatta per minorenni di età inferiore. C'è la forma dell'affido familiare, di cui dopo magari un flash lo possiamo portare, cioè la possibilità di essere accolti direttamente in una famiglia. C'è la possibilità del gruppo appartamento. In Veneto uno studio specifico ha portato poi a una normativa ad hoc per la realizzazione la definizione di gruppi appartamenti, che altri non sono che forme di accoglienza molto connesse all'autonomia dei ragazzi, che possono ospitare fino a 6 ragazzi in un unico, comunque accompagnati da un educatore, ma in forma sicuramente più leggera, più autonoma rispetto a quella che è tipica delle comunità. Tenere in considerazione comunque anche il tema delle reti di famiglie di appoggio, che è molto presente e spesso può essere una ottima fonte di supporto anche per i ragazzi che sono ospiti nelle comunità educative. E dunque, ecco qui, per chi è curioso, ecco, ho riportato alcune cose senza approfondire rispetto a questa specifica del gruppo appartamento, che riguarda, riguarda in questo caso la Regione Veneto, ma altre regioni, sono a conoscenza di sperimentazioni che hanno portato poi a delle attuazioni. Diciamo che questa soluzione dovrebbe essere un po' legata a ragazzi che abbiano maturato una dose di autonomia di un certo tipo, per cui riguardano percorsi che passano prima da una comunità di accoglienza e poi dopo una fase di valutazione nel gruppo di appartamento, che può accogliere nel caso del Veneto minorenni da 16 ai 17 anni e fino a un massimo di 6 contemporaneamente. È prevista anche qui una figura professionale di educatore con queste caratteristiche in termini di orario. È una soluzione abitativa che non è ancora abbastanza sufficientemente
sperimentata, per cui è ancora in fase di valutazione, ecco. Però da tenere in considerazione nel panorama delle risposte all'accoglienza, che come vedete è molto più ampio rispetto a quello che si è tentato di normare nel sistema nazionale italiano. Altro strumento da ricercare e approfondire se avete voglia e curiosità di approfondire, semplicemente con una ricerca in internet. Ecco, dicevo che anziché un ragionamento su quale sia la comunità migliore per ogni ragazzo, ci piace l'idea di considerare la comunità come davvero uno strumento di rete, uno strumento che permetta di connettere, che sia centrale rispetto alla connessione di tutti quelli che sono i soggetti coinvolti, mettendo al centro il ragazzo e la ragazza, ma tenendo dentro l'ente pubblico che è titolare della funzione di tutela, tenendo dentro la figura del tutore legale e volontario con cui dobbiamo imparare a rapportarci concretamente, conoscerlo, approfondirlo e rapportarci concretamente, ma anche con tutto quello che è la comunità allargata, la comunità educante che passa attraverso la formazione, la scuola, il lavoro, il mondo del ricreativo, dello sportivo, dell'educativo, territoriale, la parte religiosa che spesso è da tenere in seria considerazione quando nelle opportunità di cui tenere conto quando parliamo di progetto educativo individualizzato, e nonché il tema della famiglia d'origine, che come sappiamo, insomma, chi lavora con i ragazzi, le ragazze di minori stranieri sa quanto è sempre presente, a volte in termini semplicemente simbolici, a volte in termini concreti, come famiglie che si fanno sentire con i ragazzi, spesso con le comunità, addirittura anche con le famiglie affidatarie. Abbiamo bellissime esperienze di relazioni a distanza tra le famiglie affidatarie e le famiglie di origine, dove spesso c'è un senso di riconoscenza sicuramente, ma anche di collaborazione educativa. Ecco, per cui è un tema da presidiare molto, soprattutto magari con l'aiuto della figura del mediatore culturale, che spesso è necessaria e fondamentale per mediare tutte queste fitta rete di relazioni. Ecco, questa è un po' diciamo un'immagine della comunità come ci piace rappresentare, al di là della forma tecnica di partenza. Proprio finisco Matteo con due cose rispetto all'affido familiare, perché ritengo importanti, come non tanto alternativa alla comunità, ma come una delle possibili forme di accoglienza, anche all'interno, appunto, come dicevo, di un percorso temporale. L'esperienza ci dice che molti affidi familiari sono partiti appunto da una prima accoglienza svolta in una comunità di accoglienza, che poi è approdata in una famiglia affidataria. La legge 47 ancora parla molto dell'affido e addirittura afferma che sarebbe l'affido la via prioritaria rispetto al ricovero di una struttura di accoglienza, affermazione un po' forte, ecco, che ha messo in discussione un po' le reti del privato sociale su questo. Noi riteniamo che più che prioritaria sia una via assolutamente da approfondire, che come abbiamo visto riguarda un po' attualmente il 4% dell'accoglienza in Italia, ma per alcuni ragazzi, proprio in vista del desiderio anche di sperimentarsi in una famiglia, del proprio percorso migratorio, per alcuni ragazzi o ragazze è decisamente una modalità interessante. E rimangono una serie di domande, che poi sono domande che stiamo cercando di sviscerare anche attraverso le progettualità di cui poi vi parlerò, cioè per quali ragazzi può essere utile l'affido familiare e anche quale tipo di modello di affido familiare, per chi conosce l'affido sa che insomma è normato dalla normativa italiana, ma stiamo appunto sperimentando delle forme anche potenziate di affido familiare proprio per questa tipologia particolare di accoglienza, tenendo presente anche ad esempio la necessità di inserire la figura del mediatore culturale oppure dell'esperto legale che possa indirizzare poi attraverso gli intricati percorsi giuridici che riguardano i ragazzi e le ragazze. L'altra domanda: quali sono le caratteristiche di una famiglia che desidera fare l'accoglienza? Ecco, insomma, attraverso
E questi sono due dei progetti che anche all'inizio Matteo citava. Terraferma e Oana sono solo due di tanti progetti che attualmente in Italia stanno cercando di approfondire questa specifica tematica, e che anche adesso si stanno sviluppando un po' a livello nazionale, che davvero bisogna riportare anche dei primi dati di ritorno da questi progetti. Ci dicono appunto che l'affido può essere davvero una risorsa importante per alcuni, non per tutti, ma per alcuni dei ragazzi. Chiudo, la salto questa slide, che comunque rappresenta un po' ancora una volta l'idea che l'accoglienza è fatta da, è una realtà legata al tema della rete, insomma. Sono tanti soggetti che entrano in gioco, sia che un ragazzo sia in comunità, che sia in famiglia affidataria, ed è questo il lavoro principale che l'operatore della comunità, l'operatore del pubblico deve saper affrontare quando si trova appunto a lavorare con questa tipologia di ragazzi, per cui è spesso un facilitatore all'interno di questa rete. E chiudo con questa immagine appunto che è stata scattata in occasione di una formazione che abbiamo, e anche un momento conviviale, devo dire, tra la rete che si occupa appunto del progetto Terraferme, dove questa rete è davvero l'espressione di quello che ci ha un po' connesso in questi anni. Una rete fatta di operatori del pubblico, operatori del privato, ragazzi, famiglie, tutori legali, tutti soggetti che con al centro poi la figura del minore straniero non accompagnato. È un po' questa l'immagine che mi piace usare per chiudere questa presentazione. Insomma, mi rendo conto che i temi sono tantissimi e servirebbero degli approfondimenti dedicati per affrontarli uno a uno, ma spero di aver dato una panoramica di quello che è il sistema attuale, lo scenario attuale in generale, che riguarda il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati. E vi ringrazio. Grazie a te Mattia, hai dato una panoramica veramente articolata sulla tematica e ci ha dato anche la possibilità, insomma, di visionare o di poter attingere anche in futuro a strumenti molto molto interessanti, insomma, documenti, dati statistici, che insomma danno anche un po' la restituzione che il lavoro delle comunità è costantemente in divenire. Quindi ancora ti ringrazio e lascio spazio ad eventuali domande o richieste di approfondimento. Credo che gli stimoli non siano mancati. Se posso, volevo chiedere a Mattia una cosa di cui abbiamo discusso qualche tempo fa. Se per le sue conoscenze ci sono delle novità rispetto ai tempi dell'affido e per quanto riguarda il tutore, se si sono un po' accelerati i tempi di assegnazione. Antonino, intanto ciao. E hai toccato una parola credo chiave qui, che è il tempo. E chiaramente se parliamo di ragazzi che sono qui, arrivano spesso anche a 17 anni o anche quasi al limite di 18, il tempo è tutto, perché rischiano davvero di arrivare a 18 senza aver iniziato un percorso. Per cui qui hai introdotto una delle criticità più forti del sistema, credo attualmente, che è quella della nomina del tutore legale volontario, che ha dei tempi spesso molto alti e indefiniti. Ovviamente questo dato cambia da territorio a territorio, perché dipende poi dal tribunale di competenza, e per cui spesso ha a che fare con problematiche che non riguardano il sistema in sé, ma sono legate al singolo tribunale, alle singole procedure, alla carenza di personale, alla carenza di strumenti, e questo ormai l'abbiamo assodato. Per cui è una questione anche di difficile risposta, Antonino, nel senso che abbiamo esperienze di situazioni che si risolvono come nomina del tutore in breve tempo, altre che addirittura arrivi a 18 anni e neanche ancora è stato nominato, per cui alla fine non se ne fa nulla. Di sicuro, insomma, diciamo che un dato tecnico è che in attesa della nomina del tutore legale, come sappiamo il rappresentante legale dell'ente che ospita, della comunità, diciamo, fa le funzioni di tutela legale finché non viene nominato.
L'altra cosa che accennavi è i tempi per l'affido, intendi dire dell'affido familiare? Sì. I tempi di affido familiare sono anche questi sono tempi abbastanza lunghi, diciamo, ma non sono in questo caso legati a questioni tecniche, difficoltà, criticità, credo siano, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, più legati al processo metodologico, cioè c'è un discorso legato a valutare bene le caratteristiche dei ragazzi che possono andare in affido. Come dicevo, non tutti i ragazzi sono propensi, hanno il desiderio di andare in affido e non per tutti può essere lo strumento più indicato. Allora, anche la fase di valutazione ha le sue caratteristiche. Noi nel progetto Terraferma abbiamo proprio definito una serie di criteri che ci possono guidare gli operatori in questa valutazione. L'altro aspetto riguarda la valutazione delle famiglie. Le famiglie che vogliono fare accoglienza non sono casualmente lì a disposizione, ecco. Se pensiamo un po' alla situazione legata all'Ucraina, no? Quando è scoppiato un po', quando è scoppiato il conflitto, è emersa l'emergenza, abbiamo sentito forte molte disponibilità di persone, famiglie, cittadini singoli che si sono resi disponibili a ospitare, in particolare minorenni. Devo dire che è stata una spinta emotiva molto forte, in alcuni casi è stato necessario proprio fare una formazione ad hoc anche per spiegare cosa significa accoglienza, non è semplice accogliere famiglie. Ecco che tutte queste cose portano via comunque del tempo ed è necessario prenderci del tempo per prepararle ad hoc. Per cui i tempi sono lunghi nel caso dell'affido, ma proprio perché l'affido, perché funzioni bene, va preparato, va studiato. Grazie. Ecco, sull'aspetto della formazione volevo avere anche una tua restituzione, insomma, dall'osservatorio CNCA. Formazione alle famiglie, ai nuclei familiari. Una rete che funziona bene è una rete che è nutrita, diciamo, anche di competenze, di supporto, di monitoraggio e di confronto. Spesso buoni percorsi in comunità esitano nell'affido e quindi sostanzialmente c'è una rimodulazione del progetto che ha una sua evoluzione in un'ottica di acquisizione di autonomia e di accompagnamento all'età adulta. In altre occasioni le comunità, come dire, sperimentano una sorta invece di effetto rebound, ovvero ragazzi che transitano dalla rete d'accoglienza direttamente nei nuclei, spesso senza magari una valutazione accurata ed approfondita del livello di complessità del funzionamento del ragazzo derivato da esperienze, diciamo così, personali di deprivazione e spesso invece legate anche proprio ai traumi del viaggio migratorio. E sono situazioni che talvolta esplodono e che poi appunto devono essere accuratamente gestite, attenzionate anche magari con il coinvolgimento delle strutture sanitarie, insomma, ecco. Quindi volevo avere da te una restituzione anche proprio sui processi, diciamo così, di formazione e di supporto legati alla rete e nello specifico ai nuclei che accolgono. Sì, guarda, penso toccato un punto fondamentale. Allora, innanzitutto, a differenza di come spesso lo si descrive, l'affido familiare, io ritengo non sia meno costoso della comunità. Nel senso che se vuoi fare l'affido fatto bene, è necessario mettere in piedi tutto un sistema di preparazione e soprattutto di accompagnamento sia dei minori che delle famiglie che lo fanno. Sistema che ovviamente ha dei costi e spesso questa cosa si perde un po', spesso non ci sono le risorse necessarie per farlo. Per cui si pensa all'affido come una soluzione più economica rispetto alla comunità in una seconda fase magari. Quello che stiamo sperimentando come CNCA è proprio il tema della formazione. Per cui una formazione che inizia e che non finisce, perché poi si aggancia al tema della rete, cioè uno strumento che ho accennato prima in qualche slide, lo strumento della rete delle famiglie, per esempio, che è uno strumento che consente a chi fa l'accoglienza poi di restare connesso con altri che la stanno facendo come loro, che è un sistema di autoaiuto da una parte, ma anche di confronto, anche di messa in rete di opportunità. Racconto l'esperienza della rete Terraferma in cui molti dei ragazzi, che sono
quasi tutti maschi, sono quasi tutti appassionati di calcio, perché questo è un dato di fatto. Tra l'altro, una delle cose che l'operatore deve sapere, secondo me, è come funziona il sistema della FIGC, perché sono tutti, le metto in battuta, ma in realtà poi spesso ci si ferma perché i ragazzi non riescono a giocare a calcio quando magari c'è proprio il desiderio di tanti di farlo. E comunque famiglie che si sono conosciute o anche comunità proprio per l'occasione di aver inserito i ragazzi in squadre sportive e sono rimasti in contatto. Per cui ecco la rete come autoaiuto, confronto, formazione reciproca, ma anche come sviluppo di risorse nel territorio. Abbiamo messo in piedi comunque dei sistemi di formazione continuativa, di incontro periodico di chi fa raccoglienza. Insomma, lo slogan potrebbe essere mai da soli quando si fa raccoglienza. Ecco. Questo vale in realtà anche per le comunità, dove è importante confrontarsi, credo, tra operatori su quello che sono le prassi, le dinamiche, i percorsi tra comunità diverse e altra cosa tra operatori del privato e operatori pubblici, che spesso vivono lo stesso fenomeno da due punti di vista. Per cui sì, la formazione è senz'altro la parte centrale del tutto. Grazie. Qualcun altro? Sì, io se Rossetto, posso. coordinatrice Accadei Bimbi, Venezia. Sì, io volevo cogliere sempre questa incipit sulla formazione e sul coinvolgimento della rete nel ruolo che hanno i mediatori culturali. Nel senso che vedo, tra virgolette, essere coinvolti proprio a volte per piccoli interventi, no? Quando invece spesso anche gli operatori o chi ruota intorno a questi minori stranieri non accompagnati sente la necessità di un approfondimento, no? Su determinate problematiche legate soprattutto a varie etnie con cui poi vengono a confrontarsi, no? Perché la comunità, sì, non è una comunità che accoglie solo bengalesi, solo, no? Ecco, e quindi volevo capire se c'era così un pensiero sul ruolo dei mediatori in tutto questo. Il ruolo del mediatore anch'io ritengo sia fondamentale. Bisogna però ben chiarire qual è il ruolo del mediatore e anche dirci che è un ruolo che se tutti all'unanimità diciamo, ne riconosciamo l'importanza e la necessità, è anche molto poco praticato, nel senso che il sistema pubblico ad esempio non è quasi mai fornito di questa figura professionale, anche perché ovviamente è complesso poi garantire una mediazione culturale per tutte le etnie, tutti i paesi di origine. Per cui appunto sono, io credo, scarse un po' le esperienze di coinvolgimento del mediatore culturale, concordo che invece andrebbe ribaltata la questione. Lo stiamo vedendo un po' con l'Ucraina, dove forse canalizzando su uno specifico fenomeno più semplice, è stato più semplice coinvolgere dei mediatori. Noi un'esperienza importante, lo accennavo prima, di coinvolgimento dei mediatori, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con il paese e la famiglia d'origine, dove è fondamentale davvero riuscire perché spesso la famiglia d'origine si fa presente, a volte mette in difficoltà sia la comunità, perché crea delle dinamiche particolari di convivenza, di volere anche rimanere protagonisti anche del percorso educativo dei loro figli all'interno delle comunità e ancora di più quando i ragazzi sono in una famiglia affidataria. Per cui lì è stato necessario davvero inserire la figura del mediatore come facilitatore delle relazioni. Poi da lì in realtà è anche più semplice del previsto spesso, per cui il mediatore fa è una sorta di apripista, crea quelle che sono le condizioni di fiducia iniziali e poi spesso le relazioni proseguono anche direttamente tra operatori e famiglia di origine o tra famiglia affidataria e famiglia di origine. Concordo con lei che qui andrebbe davvero anche a livello normativo fatta
focalizzazione, ecco, su questa figura che non è ancora abbastanza presente in questi percorsi, ecco, dei ragazzi. Grazie. Grazie. Qualche altro quesito? Bene, se non ci sono altre richieste di approfondimento, ringrazio il dottor De Bei per l'interessantissimo intervento e ringrazio voi per la presenza. Mercoledì prossimo ci sarà l'ultimo webinar prima della pausa estiva. Sarà presente la dottoressa Tiziana De Martin, che è direttrice clinica della comunità giovanile di Conegliano, la quale affronterà la tematica delle dipendenze in età adolescenziale e ci parlerà appunto dell'esperienza della comunità terapeutica che dirige. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci. Grazie Mattia. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao.